E allora eccoci rientrati in studio. Allora nel 2011 il governo Monti con il decreto Salva Italia introduce la liberalizzazione per le aperture domenicali dei centri commerciali, dei negozi. Allora la maggior parte delle varie forze politiche, associazioni varie si erano schierate contro, diciamo, questa iniziativa. Oggi che è il momento in cui il nuovo governo dice è una cosa che dobbiamo rivedere, è una situazione, come dice il ministro Di Maio, che rovina le famiglie, è una norma che deve essere rivista, serve una regolamentazione. E allora noi questa sera cercheremo di capire se questa idea del nuovo governo piace, se non piace, se diciamo così, è una strada che deve essere percorsa. Ma prima di far intervenire i nostri ospiti sentiamo proprio il ministro Di Maio cosa dice in proposito. Sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei weekend e nei festivi a centri commerciali e esercizi commerciali, con delle turnazioni, ma l'orario degli esercizi commerciali non può essere più liberalizzato come fatto dal governo Monti, perché quella liberalizzazione sta distruggendo le famiglie italiane, con genitori che non riescono più a stare neanche un giorno a casa con i figli perché dal lunedì alla domenica stanno nel negozio, come tanti giovani che dal lunedì alla domenica stanno a lavorare nei centri commerciali, e bisogna ricominciare a disciplinare gli orari di apertura e chiusura. Ecco, allora questo molto sinteticamente quelle che sono le intenzioni del nuovo governo. Allora Rovelli, inizierei da lei, che è un commerciante del centro storico di Padova. Ecco, c'è un punto in quello che dice Di Maio che forse merita una considerazione, impone. No, bisogna imporre una... Sì, no, infatti diciamo questo, che adesso siamo tutti curiosi anche di capire un po' l'iter che questo disegno di legge che si sta noi lo stiamo adesso prendendo, ce ne sono vari, noi lo stiamo prendendo sui giornali, certo. Come dire, con tutte un po' le sfaccettature, no? Quindi da questo punto di vista, ecco, il concetto di imporre, per amor di Dio, siamo in una democrazia, siamo in uno Stato di diritto, siamo in una società civile, quindi voglio dire, le regole assolutamente nessuno può immaginare di farsene un beffo, però insomma c'è da capire che cosa effettivamente, come si evolverà questa sua ipotesi, perché imporre la chiusura partendo dal presupposto che insomma un commerciante, un imprenditore o comunque sia un'azienda, se la mattina alzandosi non ha la ragionevole certezza che arrivati a sera qualche cosa in termini economici sui suoi conti è cambiato, probabilmente fa prima decidere di stare chiuso. In ultima analisi poi sarà il cliente finale, no? Il sovrano, il giudice di tutto, perché io ne ho lette tantissime, non so oggettivamente adesso quale credere, ma leggo dati che dai 12 ai 19 milioni sono i clienti che lo scorso anno hanno fatto acquisti domenicali. Fonte tutte autorevoli, però non ho elementi per poterne certificare nessuno, però insomma sui giornali ne stiamo leggendo, e sembrerebbe quindi che la domenica sia diventato il terzo giorno per giro d'affari, per fatturato della settimana. Però ripeto, ecco, sono anch'io curioso come tutti immagino nei prossimi giorni, nelle prossime settimane di approfondire. Di capire quale sarà. Zanon, questi dati secondo lei sono la domenica, allora è diventato il terzo giorno come fatturato? Se lo giochiamo all'otto forse i numeri non sono sufficienti, i 90 che oggi si usano per sfidare la fortuna. No, noi come Confcommercio Veneto, che poi cerchiamo in tutti i modi di evitare di creare polemiche e di voler avere sempre qualcosa da dire di diverso o di contrario agli altri, siamo consapevoli di un aspetto. Oggi siamo nel 2018, il Paese non è più un Paese che può ricordarsi di quello che succedeva prima della grande crisi, e siamo in un nuovo sistema proprio di modo di vivere. E all'interno di questo nuovo sistema di modo di vivere, secondo noi diventa fondamentale che se si devono fare delle scelte,
queste scelte devono essere delle nuove regole dopo aver fatto tante fughe in avanti e aver scoperto che alcune cose sono state indovinate, alcune altre sono state sbagliate completamente. La prima cosa che noi come Confcommercio continuiamo a combattere, ma non sempre veniamo ascoltati, è nell'immaginare l'Italia così com'è e se la vogliamo mantenere così com'è per quanto riguarda dove risiedono le persone, e se vogliamo mantenere tutte quelle aree meno dotate di abitanti, di residenti, evidentemente bisogna trovare una formula che dia la possibilità che rimanga ancora qualcosa di sostenibile in quei territori. Se vogliamo dare dei servizi, se vogliamo dare la possibilità di avere qualcosa sotto casa, non più come una volta, nessuno è così nostalgico, ma con un minimo di regole, bisogna tentare in tutti i modi di pensare a un progetto che in questo momento non esiste né con questo governo né con quelli precedenti. Noi come Veneto a suo tempo, giunta precedente all'attuale, avevamo posto un'idea di aperture su 20-24 domeniche chiuse e tutte le altre aperte, un compromesso che teneva presente comunque prima del 2004-2005 un aspetto, 2010-2012 un altro aspetto, e che sono state poi impugnate dal governo e non ha potuto assolutamente essere presa per valida, perché nel frattempo il decreto Monti aveva deciso che bisognava essere tutti liberi. Ma fossimo un paese che ha ricchezza totalmente disponibile nelle tasche di tutti, un consumismo sfrenato, anni 90-2000, potrà essere una cosa anche accettabile, allora per tutti quelli che facevano lo sforzo della domenica c'era veramente un vero benessere. In realtà oggi è una prova muscolare tra grandi e piccoli, ma chi subisce le difficoltà più grosse non sono solamente i piccoli, sono anche le città che nel frattempo un po' alla volta si vedono chiudere le insegne e le periferie oggi non hanno più servizi, non in pedemontana, non in montagna, anche nelle periferie delle nostre città grosse. E allora trovare delle nuove regole che dia la possibilità alla grande distribuzione di fare i suoi fatturati, e le virgole potrebbero essere solo quelle che cambiano. Al piccolo al meglio di competere, perché nessuno ha la garanzia di avere il lavoro, certo, se non è capace chiude, però ci vuole qualcosa che oggi non c'è. Certo. Conte, qual è la sua opinione allora? Beh, il tema è affascinante, tra l'altro è un tema, spiego perché apparentemente è tecnico, ma involve il modello, cioè riguarda il modello di società che vogliamo. Cioè è evidente che qui c'è in gioco il discorso che fa Di Maio, io lo condivido veramente, perché non sui numeri, cioè per me l'idea che si mettono una stella polare e rispetto a quella poi si prendono provvedimenti coerenti, mi pare un approccio corretto. Allora, se stabilisco che la relazione familiare è una relazione strategica per recuperare un tessuto prima coesivo nella famiglia, per poi contagiare una coesione sociale più ampia, è chiaro che rispetto a questo io devo fare delle scelte che possono comportare schiacciare qualche callo, ma raggiungere l'obiettivo che mi sono fissato. Cioè, a mio avviso è un obiettivo su cui siamo molto in ritardo, nel senso, parlandone con mia moglie, con la quale concordo sempre la linea politica, che la possibilità di restituire la domenica a valori relazionali, eccetera, se non c'è più la relazione, la provvisione della relazione, rischi di istruire la famiglia a un tempo libero di tipo diverso, ma non alla famiglia, quindi siamo un po' in ritardo. Comunque, in sintesi, io sono favorevole a mettere al centro questo valore relazionale e rispetto a questo a creare le condizioni che il massimo possibile di persone, a partire da chi lavora nel commercio front desk, possa utilizzarlo. Detto questo, devo aggiungere che i numeri come vengono declinati 80, 70, cioè, è chiaro che poi i numeri si adeguano alla situazione. Io stesso, che sono contrario concettualmente alla spesa della domenica, trovo comodo farla se esco, fare qualcosa. Certo, una comodità il numero trovare degli utenti
secondo me non va confuso con i numeri dei votanti a favore del. Prima riflessione. Seconda riflessione, mi fermo, sono convinto che in questo disegno delle domeniche si deve cercare di reinserire una cosa per me fondamentale: salvare il negozio di vicinato. Cioè, io studiamo nella nostra struttura suppletiva. Questa è la grande scommessa. Cioè, il vero problema della modernità è la solitudine, e se io taglio luoghi di relazione esaspero la solitudine e non la combatto. Quindi vorrei inserire in questo problema un problema di promozione del negozio di vicinato. Certo, Roberto Aggio, come facciamo a tutelare i negozi di vicinato se la liberalizzazione apre il mercato in maniera indiscriminata, diciamo, e quindi... La storia delle domeniche è molto lunga e sinceramente sarebbe un obbligo raccontarla a tutti i telespettatori, perché pochi sanno veramente come è nata e come è andata a finire, perché sinceramente il percorso di questa legge ha avuto delle anomalie veramente importanti che non sono state sottolineate da nessuno in 6 anni. Io sono qui non per dare un mio parere, che giustamente magari qualcosa sicuramente darò, ma voglio portarvi nella mia piccola storia. Sono un piccolo commerciante, non ho tempo, l'attività mi porta via, siamo in 10 in negozio e l'attività mi porta via esclusivamente tutto il tempo che famiglia e altro. Nella mia percorso e nella mia lotta contro queste aperture domenicali partita di pancia, perché quando è successa io mi sono sentito sequestrare la famiglia. La famiglia per me è la cosa più importante. Perché ha sentito questa... Perché il giorno che io potevo dedicare alla famiglia era la domenica. E io mi sono detto: ma io cosa ho fatto di male perché mi sequestrino la mia famiglia? Lei si è trovato nella necessità di tenere aperto la domenica? Io mi sono trovato nella necessità perché nel momento in cui noi togliamo le regole, cosa succede? Le regole le fa il mercato. Se noi nel codice stradale togliamo le regole, non vince la Ferrari, vince la Ruspa, vince il cacciasassi. Se noi togliamo liberalizzazione è l'incontrario di quello che vuol dire, è la schiavitù totale. Ripetevo prima, ho amici carissimi che lavorano 7 giorni su 7. Al di là di questo io voglio, e sinceramente sono contento che mi abbia chiamato, perché voglio portare dati statistici che nessun giornale, e sono qui con dei giornali, ha mai riportato. Nel 2012 e 2017, nel periodo quando è stata fatta la legge, sono stati chiusi più di 100.000 negozi. Non lo dice nessun giornale lo dice. Beh, di conseguenza anche posti di lavoro. Un assunto nella grossa distribuzione sono 7 a casa nella piccola. Nessun giornale ha riportato questo. Attenzione, la GDO, la grossa distribuzione, nel 1996 aveva il 35,9% del mercato commerciale italiano. Nel 2012, per cui dal 96 al 2012 fate un po' di conti, avevano il 46%, parliamo di un 10% in più. Dal 2012, legge Monti, e qui c'è l'inghippo, Dal 2012 e 2015 la GDO ha il 74%, vuol dire che in 3 anni fa un 30% che in 10 anni praticamente non l'ha fatto. E questa è la risposta del perché delle domeniche e che perché hanno tolto la delega alle regioni. Non serve scienziati per capirlo. La cosa che sto dicendo è agli occhi di tutti, perché basta che noi prendiamo la macchina, corriamo nei centri abitati e osserviamo negozi chiusi. Uso una parola pesantina, però per me è reale. È stata fatta volutamente una pulizia etnica di una parte sociale di questa nostra società, che sono i piccoli commercianti. I piccoli commercianti sono stati messi allo stremo, non sono riusciti, non fanno polo di attrazione, è passato
la domenica è passato come secondo giorno di corrispettivi della settimana dove tutti i piccoli commercianti sono chiusi. Finire qui. 25 milioni di euro di canoni non percepiti di gettito fiscale. Cioè miliardi, scusate, 25 miliardi di euro di canoni non percepiti. Allora io prendo i giornali di questi giorni e dice questi numeri io non li trovo sulle... No, non li trova. No, Nessuno io sinceramente vorrei qui, adesso non voglio portare via tempo anche i miei colleghi, io vorrei partire da quando è cominciata la legge, vorrei partire da 1972, quando c'era la legge, quando c'era stato fatto nel 95 un referendum riguardo alla legge 72558 che diceva referendum, io vivo in una repubblica, io ho qui in tasca la mia carta d'identità come l'abbiamo noi tutti quanti. C'è scritto Repubblica Italiana. Bene. Il popolo italiano nel 95 ha detto con 62% di no alle domeniche aperte. 28 mesi dopo il signor Bersani è andato a modificare una legge referendaria dove il sovrano di questo Stato, il padrone di questo Stato, ha detto di non abrogarla. E non l'hai abrogata te? Allora ma qui dove siamo? Prima mi diceva che viviamo in uno Stato di diritto. Allora io ho fatto ragioneria e sinceramente ricordo che all'esame di diritto che ho portato la domanda era: qual è la massima espressione di una repubblica? È il referendum, dove il popolo direttamente sovrano dà il proprio giudizio. Il popolo sovrano di questo Stato ha detto di no alle domeniche. Non dobbiamo... Sì. Dopo magari sì, io non mi fermerò perché io qui ne ho esaudiamo, immagino. Però effettivamente diciamo che sintetizzando il punto interrogativo è queste liberalizzazioni hanno portato veramente a un miglioramento, a più occupazione, più reddito, quant'altro, oppure è stata effettuata, come diceva, una pulizia etnica di una categoria? No, non è pulizia etnica, cioè, guardiamoci bene, cioè, diciamo le cose come stanno. C'era pesi e misure diverse prima che venisse fuori questa imposizione della domenica. E mi pare strano che lo faccia proprio Monti, che è un buon e appassionato cattolico, quindi dimenticando alcune cose della sua religione. Poi naturalmente ognuno è libero di fare quel che vuole, perché la base della domenica, del fermarsi una volta ogni 7 giorni, sta nella Bibbia, no? Settimo giorno Dio si riposò. Se si riposa Lui perché ha lavorato per 6 giorni, a maggior ragione ti fermi anche tu. Allora non era la domenica, che è una tradizione costantinea, fu Costantino a spostare, anzi il Papa dell'epoca di Costantino, perché era la festa del Sole Invicto e quindi divenne la domenica che quando c'è la ricorrenza, normalmente era il sabato la festa, ma comunque sta di fatto che era importante questa cosa, quindi sta nella Bibbia, ma sta in quello che si chiama nei comandamenti non commettere atti impuri. Allora, normalmente poi i cristiani hanno detto i atti impuri sono quelli del sesso, che non è affatto vero, gli atti impuri invece non seguire la tradizione, era impuro quello che ometteva di fare quello che la tradizione, che le leggi appunto bibliche imponevano. Ma poi c'è Cristo. Cristo con la frusta, prende a bastonate i mercanti del Tempio e non vuole che si confonda l'anima con il denaro. E quando qualcuno gli si avvicina e dice ma che cos'è questo, a chi lo vuoi dare questo, che era dice quello dai a Cesare quello che di Cesare il denaro, i romani erano dei commercianti fantastici, no? Rubavano tutto, dice no, attenzione, a Cesare dai quello che è di Cesare, che è di terra, quello che è l'anima lo devi dare a Dio. E allora il fermarsi una volta a settimana non è il fatto di fare la vacanza come spesso viene interpretata, è il fermarsi e meditare su quello che si è fatto e su quello che si farà la settimana successiva.
perché ci vuole un momento di riposo per il nostro cervello, se no corriamo costantemente dietro a tutto. Ma è giusto quello che diceva lei, perché il problema sta che a lavorare, ho visto anche un nostro telespettatore che ha scritto, no? A lavorare non ci va il titolare delle multinazionali che commerciano, ci vanno i dipendenti. E quindi questa è una vessazione contro il piccolo commercio, che poi è il grande commercio, perché tutti messi insieme fanno un grande commercio. Ma è chiaro che se io obbligo il piccolo commerciante a lavorare la domenica, deve lavorare tutta la settimana e quindi non avrà la forza organizzativa che ha una multinazionale. L'altro aspetto che io lancio è l'economia. Una Coop, qui abbiamo capito perché Bersani era d'accordo in questo senso, perché lui è rappresentante delle Coop. E le Coop, se stanno aperte la domenica, comunisti o non comunisti, si lavora a sciapischei. L'altro aspetto è che le grandi organizzazioni portano all'estero il denaro. Le piccole organizzazioni come i commercianti vivono e spendono in Italia, e questo cambia diametralmente quello che è l'economia globale dell'Italia e la globalizzazione. E quindi direi che va ripensato in questo senso. Adesso chiaramente ci sono delle attività che la domenica devono funzionare, ci sono dei ristoranti, c'è il turismo, eccetera, e questo si può fare una trasgressione, né più né meno come una volta i barbieri che lunedì erano chiusi, la domenica tagliavano i capelli. Ma ci vuole un giorno prestabilito dove la famiglia nel suo complesso, che è sempre meno, riesca a riunirsi e fare forza della propria vicinanza, e di stare insieme vuol dire anche educare diversamente i figli. Certo, allora Rovelli, uno dei punti interrogativi tra l'altro che mi è venuto ascoltando Roberto Aggio è quello relativo, diciamo così, al lavoro festivo, perché uno dei punti è i giorni lavorativi sono tutti uguali, nel senso no? Cioè si lavora tutti i giorni ma vengono riconosciuti poi, cioè questo è un problema, no? Per quanto riguarda il lavoro. Io infatti concordo sul fatto che, come dire, non so se sarà questa l'occasione, me lo auguro molto onestamente, vengano riprese un po' tutte le metriche del commercio, perché la domanda iniziale del professore era: si può commerciare di domenica? La risposta è sì. È una giornata in cui probabilmente no, ne possiamo parlare. Quello che mi sembra che manchi in questa discussione è il peso che sta portando via il commercio online, perché oggi l'Italia è arrivata a un 6% del totale giro d'affari sul commercio online, che i dati sono quelli di Confcommercio, dice 24 miliardi di euro spalmati tra turismo, informatica, elettronica, abbigliamento, assicurazioni, alimentare, eccetera. Allora, io mi auguro che Di Maio, comunque l'esecutivo che c'è in carica, colga questa occasione, perché la grande distribuzione oggettivamente in alcuni territori, io arrivo dalla Lombardia, arrivo dal Milanese, dalla Brianza, e ci sono contesti in cui sono stati disertificati proprio per le aperture di centri commerciali, oggettivamente anche in sovrannumero. In America, che uno lo guarda sostanzialmente un po' per capire... come punto di riferimento, no? Anche perché a volte allora, anticipano... se noi siamo al 6%, il mercato del commercio online in Inghilterra è al 19%, in USA è al 15%, in Cina al 14%, eccetera, eccetera. I dati dicono che 9.000 negozi e 50 catene di grande distribuzione sono fallite nel 2017 in America, e quest'anno, nel 2018, ne chiuderanno altri 12.000 e 25 catene. Quindi probabilmente il commercio andrebbe preso, nel limite del possibile andrebbero rifatte un attimino certe valutazioni, probabilmente dove ormai è troppo tardi è difficile che si possa rivitalizzare, però appunto come il contesto padovano, dove sono state portate avanti tante battaglie per evitare aperture di nuovi centri commerciali, qui tutto sommato rispetto alle brutture che vedo in Lombardia, che ho visto in Lombardia, devo dire che siamo ancora, tra virgolette, in un'isola felice in cui, con tutta una serie di complessità, ma stante la situazione attuale,
come dire, si riesce ancora a fare qualcosa. Ci sono realtà in Lombardia dove oggettivamente è stato proprio completamente raso al suolo il commercio tradizionale. Quindi io non sono né a favore né contrario, vorrei prima capire nel dettaglio di che cosa stiamo parlando, e mi auguro con grande serenità che venga colta l'occasione di fare forse come dire, un atto strategico e non solo tattico, non solo diciamo da campagna elettorale, per prendere mano e ristabilire le regole del commercio, in maniera tale che possano coesistere anche i commercianti appunto piccolini. Pecolini, cosa dice Zanon? Ma non c'è dubbio che l'innovazione, che poi quando parliamo di e-commerce noi corriamo un rischio enorme di enfatizzare un qualcosa che comunque nessuno può bloccare, ma si può regolamentare. Allora noi abbiamo perso un sacco di possibilità di attaccare con il nostro marchio Italia il mondo dell'e-commerce. Nel campo del turismo siamo tutto in mano agli stranieri. Quelli che arrivano in Italia e usano i booking sono tutti booking stranieri. Certo. E abbiamo regalato, e siamo andati molti di noi, senza volerlo, ad avere un socio occulto ulteriore che ti fa lavorare ma nello stesso tempo te lo fa pagare in maniera molto salata. Può succedere questo con meno successo probabilmente in tutti gli altri settori, perché anche il piccolo, se ha voglia di incidere, può dedicare una sua parte, una sua crescita, può mettere insieme una rete per tentare di rispondere anche in quel settore. Poi noi cerchiamo, e lo facciamo da molti anni, continuiamo a farlo con molto sale in zucca, non di proteggere chi da un punto di vista commerciale fa la battaglia che quello che aveva una volta doveva essere garantito per lui, per cui c'erano le licenze contingentate. No, all'interno di una concorrenza che deve essere una concorrenza leale, dove il grande serve, il piccolo serve e il più piccolo ancora serve, noi abbiamo lasciato andare solo la prova dei muscoli, e credo che oggi chi fa politica, questo governo e anche quelli che faranno dopo, se vogliono fare una valutazione, abbiamo fatto un autogol tremendo, perché la gran parte di quello che noi abbiamo distrutto, perché in Europa non esisteva, perché eravamo un modello unico, ma anche l'Italia è unica geograficamente e morfologicamente, noi su tutti questi giochi abbiamo voluto guardare gli altri. Allora, se guardiamo sui riposi, Austria e Germania chiudono sabato e domenica, quindi quando si parla di weekend non è mai stato il weekend italiano e non lo sarà mai neanche ora, si parla di altri paesi comunque confinanti. E quando si parla invece di grande distribuzione, che era tipica, mi ricordo quando il primo ipermercato in Veneto è stato aperto dove abito io, e quindi io prima che aprisse sono andato a vedere cosa succedeva in Europa, Spagna, Germania, Francia. I primi erano i francesi, quelli che hanno aperto in Italia il primo supermercato erano francesi, e io sono andato a visitare la loro sede, un capannone industriale che da noi non mettevano neanche dentro le macchine usate, e questi erano quelli che noi ci siamo importati, bravi. Poi hanno ceduto, non ci sono più, oggi ci sono altri marchi primari, ma tutto il benessere che arriva ad essere creato va fuori, non rimane in Italia. Sì, certo, quello che diceva. E quello che non si è capito, questa è la politica italiana, noi si è continuato a pensare che i negozi, o i negozianti in genere, abbiano marginalità enorme e delusione ed evasione enorme, mentre proprio per cercare di combattere la grande distribuzione i margini sono ridotti, e molti chiudono perché non c'è più marginalità nel lavoro. E allora il servizio, il vicinato, che non è solamente il problema di quanto mi costa un centesimo in più o in meno, ma è la parola, e dare il prodotto che uno te lo pago domani, e dare un punto di riferimento all'anziano che è sempre più presente nelle nostre città. Quindi anche un lavoro sociale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo distrutto un sistema per dare vantaggi ad altri che in realtà dall'Italia ne fanno lo stesso uso che fanno dal resto d'Europa o addirittura del mondo. E qua, monti o non monti, chi oggi governa deve farsi carico non di ritornare indietro, ma di ritornare a ragionare in un'ipotesi di un paese che vuole, altrimenti è vero che tutte le ricerche sociologiche dicono che la gran parte della popolazione al mondo si sposterà verso le città metropolitane e quindi le periferie rimarranno deserte. Ma io vorrei vedere se la nostra montagna non ha più un abitante, come la proteggiamo. Vorrei vedere tutte le pedemontane che abbiamo. Siamo un paese fatto dove la pianura è solo quella padana, e qua nessuno ci pensa.
e non siamo proprio dei beceri ambientalisti, siamo solo delle persone che si preoccupano di avere un futuro e di avere un futuro unico, perché senza il turismo in Italia uno non ci viene e non vengono tutti a vedere il turismo dei condomini, vogliono vedere l'ambiente, vogliono vedere mantenuto quello che oggi noi... C'è qualche giovane che torna a lavorare nelle aziende dell'agricoltura di sì, più di qualcuno. Ecco, più di ma qualcuno. da lì si deve ripartire, non per fare ma per avere un prodotto unico dove l'Italia, oltre all'accoglienza, deve aggiungere anche quella che è sua materia prima, che è l'agroalimentare. Se io fossi Di Maio non direi tante stupidaggini solamente pensando alla politica, penserei veramente che ha un'occasione unica, non la butti via, ma l'impressione mia è che qua si parla molto e alla fine si va al buio. E adesso vedremo che cosa nascerà poi dal confronto politico, appunto come si diceva prima, che tipo di normativa potrebbe venire fuori. Conte, lei è d'accordo con Zanon? Torno a dire, io sono lieto che tutti sostanzialmente focalizziamo l'importanza sociale di una distribuzione sul territorio capillare di questi luoghi di scambio dove la merce è un pretesto per scambiare relazioni. Quindi a me Martoni deve essere una visione strategica. Ma i piccoli come reggono il confronto? Come possono reggere il confronto? Ma lì il problema faccio un esempio di cui sono molto fiero. 2 o 3 anni fa, a voi è sfuggito perché qui a Padova è una situazione particolare, il Comune di Venezia aveva autorizzato l'apertura di una farmacia, faccio il nome, all'Auchan, perché qua ci sono le sentenze. Mi sono messo di traverso, ma quanto mi sono messo di traverso? Tra l'altro, come Codacons è un problema etico, perché il nostro motto è il consumatore uber alles, e quindi tutto ciò che fa concorrenza, che fa possibilità di abbassare i prezzi e migliorare i servizi, per noi è un totem. E quindi io sono in difficoltà, diciamo così, ideologicamente, ma quella volta ne parlai con il Presidente nazionale e spiegai che, e convenimmo, che consentire che la farmacia vada in un supermercato voleva dire depauperare le altre farmacie di una quota di fatturato che finiva per cadere su quelle già ai margini di economicità, quella di campagna, quella che sta in centro città, oppure a Piazza San Marco, di poi aprire 10, ma è proprio quella. E se sulla parte gracile, sulle periferie, io indebolisco la farmacia fino a farla spostare e non diventa più un polo attrattivo, qual è il punto? Che dove c'è una farmacia, guardate pure, c'è un'edicola, c'è un alimentare, cioè si crea, è un polo, un bar. Infatti c'è stata un'esperienza, c'era una farmacia, fate conto, all'angolo da questa parte di una piazza, la piazza era grande e andata dall'altra parte, gli hanno chiuso questa attività alimentaria e hanno aperto dall'altra parte. Cioè è un elemento portante. Allora, per dire, quella è una battaglia che abbiamo fatto, l'abbiamo vinta e abbiamo fermato quella volta tutto, perché faceva parte di una rondine che voleva fare primavera. Se passava quel concetto, noi abbiamo avuto l'invasione di tutte le farmacie nei supermercati, in base al principio, e io in consiglio comunale mi sono battuto anche rispetto a colleghi, che diceva, ma Franco, ma se vado al supermercato, trovo tutto, trovo anche la medicina, è comodo per me. E io gli spiegavo appunto questo effetto, cioè creare una cultura che non scopra il vaso rotto quando è rotto, ma che prevenga di non mettere un vaso in bilico, perché quando poi si rompe. Quindi io sono del parere che io do sempre buona fede alla politica, perché sono meno qualunquista, anche se i tempi che corrono sono questi, di avere una visione strategica. L'episodio in sé, se mi sbandierano un risultato di portare 4 domeniche fuori da un contesto di una strategia globale, allora diventa una marchetta politica. Se mi mettono al centro della famiglia e partono da questo attraverso una direzione di tipo strategico, ampia fiducia. Certo, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Io vorrei dopo tornare anche sulla questione dei lavoratori, e quello è un capitolo ancora a parte, diciamo, rispetto a quello che è il commercio e quindi il piccolo imprenditore. A tra poco.